I dati della piovosità ci dicono che siamo ai livelli di Vaia o dell'alluvione un po' di meno, ma sempre alti dell'alluvione 2010. Però Vicenza non va sott'acqua perché le opere che sono state fatte sono servite. Noi fondamentalmente abbiamo assolutamente invasato almeno 3 milioni di metri cubi d'acqua che altrimenti oggi ci ritroveremo in giro per Vicenza. 3 milioni di metri cubi vuol dire 3 milioni di metri quadrati con 1 metro d'acqua. Abbiamo dimostrato che le opere, se si fanno, servono, non sono inutili e soprattutto prevengono un sacco di danni, perché oggi noi faremo una conta di danni che sarà infinitesimale rispetto al disastro che avremmo avuto ad esempio a Vicenza. E noi abbiamo messo a terra quasi 600 milioni di euro di opere. Io ho fatto un piano da 2 miliardi e 7, quindi abbiamo realizzato anche molte altre opere che non sono mai rivisibili ma sono strategiche, che so, gli argini, i muretti fatti a Soave piuttosto a contenimento del Traminia, piuttosto che per il fiume Bisato o altro. Dico che abbiamo realizzato, o meglio, messo a terra 23 bacini di laminazione, grandi bacini, 13 abbiamo realizzati, ad esempio quelli su Vicenza, Caldogno che invasa 3 milioni di metri cubi, l'Orolo che ne invasa 1 milione di metri cubi, Viale Diaz che non abbiamo utilizzato nonostante l'alluvione perché non serviva, non è servito, e quindi direi che possiamo dire con chiarezza che se si fanno opere i risultati si vedono.